considerazioni di fine anno. Intanto direi che ringrazio i padroni di casa, il Presidente che ci ha ospitato in questa edizione. Noi molte volte, insomma, in alcuni casi l'abbiamo fatto nella sede della Protezione Civile di Via Lucidio, nelle ultime edizioni siamo ospiti qua dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ringraziamo. Io la faccio veramente, diciamo, breve. Ringrazio anche la presenza del nostro ex sindaco Lorenzo Lubbiano, e poi abbiamo la nostra vice sindaca Felicia Broda, il nostro assessore Stefano Gabriele e tutti, insomma, e tante altre persone che collaborano alla vita della nostra comunità, quindi tutte persone ugualmente importanti per la vita della nostra comunità, perché di questo si tratta. E io ringrazio personalmente di cuore l'Associazione Nazionale Carabinieri, che da tanti anni veramente collabora al nostro fianco. Noi partiamo dall'inizio del 2004, 3, 4, 5, non ricordo, con il maresciallo Menichelli, con il quale abbiamo collaborato, e io veramente lo ricordo con affetto, per poi proseguire con Aldo Russo, adesso con il maresciallo Pagliozzi. Speriamo, anzi sono sicuro che ci sarà analoga collaborazione. Quindi ringrazio sentitamente tutti gli appartenenti alla società. Ringrazio la Protezione Civile, qua abbiamo una serie, insomma, di appartenenti anche alla Protezione Civile, col quale ci siamo visti anche ieri sera per fare un po' il punto della situazione. Ringrazio Stefano Gabriele, che, insomma, vuol dire un po' il cuore, diciamo, pulsante della Protezione Civile, e si dà un grande fare come assessore, e tutti gli altri che non sto neanche a nominare. È assente Adriano Guarnieri, che è il coordinatore per motivi, diciamo, di ripristino da un recente infortunio. E niente, io porgo a tutti voi sinceramente tanti cari auguri di buone feste, soprattutto di tanta serenità, che ce ne vuole in questo periodo, invece un po' di serenità e tanta salute. Ringrazio di nuovo tutti, lascio la parola alla signora Broda, che è il nostro... Buonasera a tutti, e vi ringrazio per questa accoglienza che è sempre calorosa, stasera in tutti i sensi, perché fa un caldo veramente di rose estremi ambienti per il riscaldamento. Da tutti a parte porto i saluti e gli auguri del sindaco, che è impegnato in prefettura per impegni istituzionali. E che cosa dico? Dico a voi tutti che quello che dico a noi quando siamo riuniti per pensare e cercare di trovare soluzioni nuove per la nostra città, per migliorare la nostra città. L'augurio è che la collaborazione delle associazioni di volontariato, che sono qui in parte rappresentate questa sera, continui, perché soltanto insieme possiamo raggiungere degli obiettivi. Le amministrazioni comunali possono mettere in campo progetti, immaginano veramente nuovi obiettivi da raggiungere, ma senza le associazioni di volontariato che operano in tutti i campi, dal sociale a quello del presidio della città, come fanno i carabinieri in congedo, alla protezione civile, che sappiamo nei momenti di difficoltà essere sempre presente, tutti insieme veramente gli obiettivi diventa più facile raggiungerli, da soli non si va da nessuna parte. E quindi l'augurio che faccio è che questa collaborazione continui in modo sereno e amichevole, perché si sono instaurati dei rapporti nel tempo che vanno al di là dei rapporti tra amministratori e persone che fanno parte delle associazioni di volontariato. E questo rende più facile anche incontrarsi, rapportarsi. Quindi i miei auguri più sinceri da parte della Giunta e da parte del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Giustamente si era confuso e comunque mi scuso se dimentico qualcuno, ma siamo davvero numerosi quelli che collaborano con noi, che la gente ci rischia di... Rappresenta i miei colleghi. Com'è? Rappresenta i miei colleghi. Certo. Stefano Gabriele. Io aggiungo soltanto quello che ha detto la Fede, che condivido in pieno tutto quello che ha detto. Aggiungo il fatto davvero della collaborazione, che
che in questi anni c'è stata, e confermo, essendo assessore della protezione civile, la collaborazione della protezione civile. In questi anni la protezione civile è cresciuta, abbiamo fatto tanti interventi, abbiamo fatto anche un nuovo regolamento, insomma stiamo lavorando anche per renderci più autonomi e sicuramente in aiuto a quello che ha detto prima il nostro vice sindaco. Due cose: una, stare insieme. Quando si sta insieme molte volte succede che magari ci diamo anche un po' fastidio. La seconda è quella di superare questo momento di fastidio. E non so, avete capito cosa intendo. Nei momenti difficili ci si può anche scontrare, ma il momento più bello è quando si superano questi momenti difficili. È lì che poi dopo davvero si lavora insieme, perché si conosce veramente, si conosce tra di noi e si conosce veramente nell'intimo. E quindi si lavora meglio, perché si superano questi aspetti. Noi siamo amministratori, dobbiamo essere, come dire, un po' sopra parte. Siete voi che poi lavorate e continuerete quello che noi abbiamo messo in campo. Noi magari fra 2 anni che ci sono le elezioni non ci saremo più, ma voi ci sarete e dovrete esserci nonostante. Io vi faccio i miei auguri forti davvero di un buon Natale e di sicuramente che sarà migliore quest'anno, il 2018, sia per la protezione civile, che sarà sicuramente migliore, ma anche per l'associazione dei Carabinieri. E io credo che la collaborazione tra questi due corpi di volontariato, unendoli, sia più forte e più proficuo per quello che la FIRA aveva detto prima, no? La collaborazione con l'amministrazione comunale. Il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, questo lo dico sempre, è quello di poter andare oltre quello che parla l'amministrazione. In questo senso le amministrazioni spesso sono legate alle norme, devono agire nel rispetto delle norme e delle leggi. Le associazioni di volontariato possono fare qualche cosa in più, perché non hanno quelli che a volte possono sembrare lacci e lacciuoli che limitano un pochino le azioni delle amministrazioni. Faccio riferimento per esempio all'associazione di volontariato per il sociale, la San Vincenzo, che tutti conoscete. Loro veramente, come voi, possono non guardare le ISEE, possono andare oltre a quelle che magari sono veramente le norme. Ed è questa la vostra forza, ed è per questo che io ritengo che le associazioni di volontariato debbano sedersi al tavolo delle istituzioni, ma non devono diventare istituzioni, devono rimanere quello che sono, quindi volontariato. Prima di passare la parola magari diciamo a chi è incaricato di portare la voce della posizione di Alma Risolvo Quagliozzi, che terrei dicesse 2 cose. Volevo intanto salutare Fiorella e ringraziarla perché lei bisognerà fare un monumento prima o poi per la collaborazione che ci dà, e salutare Gabriele Grosso che continua a dividersi, insomma, e fa veramente un po' di tutto e lo ringraziamo, e volevo fare un applauso a Giuliana Bisio che oggi è il suo compleanno. Posso anche dirlo con 40 anni. A favore. Allora io ringrazio per l'ospitalità, per questa festa e per questi auguri. Mi faccio portavoce dei miei compagni di protezione civile, dicendo in questi anni abbiamo fatto un notevole sforzo per riuscire a costituire un gruppo operativo di protezione civile. Quello che abbiamo fatto è una minima parte di ciò che ci aspetta di fare, quindi chiediamo la collaborazione di tutti, soprattutto delle autorità del municipio, eccetera, proprio per riuscire a completare questo sforzo e a far crescere anche dei nuovi giovani che possono affacciarsi e dare manforte a noi che ne abbiamo veramente bisogno. Con questo dobbiamo superare varie difficoltà,
ma crediamo fermamente nella collaborazione, nel dialogo tra le varie forze che compongono quella protezione civile e soprattutto col comune che ci deve supportare e sopportare, perché noi andiamo a bastonare ogni tanto l'assessore preventivamente alle spalle forti. Quindi chiediamo a nome di tutti i volontari, anche vostro, scusate, proprio questo impegno, ma anche questa spinta che deve crescere, perché dobbiamo affrontare veramente il nostro futuro e non sappiamo qual è, perché come abbiamo detto ieri, nell'emergenza siamo tutti molto generosi, però poi non dobbiamo dimenticarci che bisogna prepararci alle emergenze future e eventualmente anche ad aiutare gli altri, perché per fortuna il Comune di Novi non ha dei grossissimi problemi, però i comuni intorno, il Piemonte, la Regione, l'Italia, facciamo parte della colonna mobile del Piemonte e quindi ecco, è un impegno notevole nostro e grazie a tutti e a nome di tutti il gruppo di protezione civile, carissimi auguri a tutti quanti. Qui mancava un tassello, la protezione civile, che fino adesso sono andato a conoscere tutti, sono andato a conoscere persone che non sapevo esistessero, mi mancava un tassello, la protezione civile. Chiedo scusa se fino adesso non sono fatto nulla, adesso che è venuto il momento di poter dire noi ci siamo tutti, noi come associazione Carabinieri, dal primo all'ultimo, qualsiasi cosa è a disposizione. Automaticamente, giustamente, abbiamo bisogno anche di qualche mezzo, di qualche sostegno, di qualcosa da parte del comune, giustamente, perché noi ci manteniamo, come tutte le associazioni, da soli. Io cercherò di fare il possibile per rendere questa associazione un po' più affondata e anche un po' più concentrata, perché ci tengo in particolare a diventare un gruppo, perché da qualche anno questo gruppo sono un po' diviso. Io cerco, non so se sarò all'altezza, cercherò di unire di nuovo tutti, di prendere anche persone che vengano, giovani soprattutto, perché diciamola tutto, ormai siamo i giovani. Cioè chi viene da noi poi in fin dei conti è il collega che ha finito servizio dopo 40 anni di servizio che dice basta servizio, io ce la faccio più, se portare a quello e quell'altro. E allora viene sì, però dice io vengo ma servizio non lo faccio, se posso sono nel consiglio, però servizio è un po' difficile, io devo cercare anche di portare dentro questi colleghi che dicono no, servizio non lo faccio, perché un occhio da una persona che ha fatto servizio 30 anni può benissimo insegnare a un ragazzo che è arrivato quello che deve fare e poi noi facciamo osservazione. La nostra immagine, la nostra non fate l'immagine che le persone mi direte, vedono voi non fanno i furti. No, magari non lo fanno lì, lo faranno da un'altra parte, magari sono i vigili che guardano, oppure sono i carabinieri che guardano, intanto camminando noi vedono noi e dicono no, aspetta un attimo, prima di fare uno scippo cerco di non farlo. Tutto noi dobbiamo solo ed esclusivamente stare attenti, guardare le persone e avvisare sempre, io sono detto ai miei, poi avvisate, poi ci penso io a chiamare di competenza. Quindi io sto zitto, basta, perché ho già parlato troppo per dire. Ciao a tutti, buon Natale.